Sono passati 30 anni da quando Papa Giovanni Paolo II decise di passare l'estate per la prima volta a Lorenzago di Cadore e da allora tornò in molte altre occasioni, una consuetudine che fu poi confermata anche dal suo successore, Benedetto XVI. Per ricordare questa ricorrenza, il comune di Lorenzago ha realizzato un libro dal titolo San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in Cadore, che raccoglie la storia dei numerosi soggiorni dei due pontefici nelle Dolomiti. L'opera, corredata da splendide immagini di montagna e da una raccolta di testimonianze di coloro che hanno vissuto le esperienze di quei giorni indimenticabili, è stata presentata lunedì 28 agosto a Tre Baseleghe, in provincia di Padova, presso la sede dell'editore Grafica Veneta. Presente alla cerimonia il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, che ha voluto soffermarsi su molti temi, tra cui la povertà, l'accoglienza dei profughi, il terrorismo, prima di sottolineare la particolare attenzione dei due papi per la montagna. Giovanni Paolo II era già un escursionista, no? Già andava sui Monti Tatra, conoscete i Monti Tatra in Polonia, ecco, quindi lui conosceva già la vita, poi forse l'ha un po' ritrovato anche nelle nostre Dolomiti, però anche Benedetto XVI, un amante della montagna, soprattutto per quella dimensione. Lui ha sempre sottolineato la dimensione della bellezza come via per andare a Dio, no? Ecco, la via pulcritudinis, cioè il cammino della bellezza, sia naturale che artistica, proprio come una scala che ci fa salire verso Dio e ci fa incontrare Lui, che è la bellezza assoluta. Oltre alle autorità religiose e militari erano presenti molti imprenditori e una rappresentanza di sindaci provenienti da tutto il Veneto, in particolare dal Cadore e dal Comelico, capeggiati dal primo cittadino di Lorenzago. Il senso quindi di un libro che non è solo libro scritto, ma anche un libro fotografico che vuol parlare di natura, di bellezza di montagna, e quindi un connubio proprio tra animo, religiosità e appunto natura. Crediamo di esserci in qualche misura riusciti.